Se non ci fosse Ciccio, i Baddy, meno pop. Già, è un'altra intenzione completamente. Quindi noi abbiamo spalmato questo tempo, questa suddivisione, e siamo più su un altro swing. Se non ci fosse stato Ciccio sarebbe stato... Se non ci fosse stato Ciccio non ci sarebbe la chitarra elettrica e ci sarebbe un vuoto terribile in questo gruppo. Cioè, questi suoni così che sono molto western, ricordano Dick Dale, insomma. Se non ci fosse stato Ciccio, i Baddy sarebbero stati più popolari, più folk, mentre Ciccio dà quel tocco che ti fa andare un po' fuori anche non solo dall'Italia, non solo dalla Sicilia, ma anche dall'Europa. un gruppo, una band piatta. Se non ci fossi stato io, devi chiederlo a loro. Se non ci fosse Alessio, i Baddy sarebbero più folk, sicuramente. Se non ci fosse stato Alessio, i Baddy sarebbero rimasti folk. O meno rock. Non so. I Baddy sarebbero stati meno aggressivi, meno pompanti, come si vuol dire, perché la batteria è la batteria, non c'è niente da fare. Non avremmo mai potuto percorrere questo viaggio verso questo funky, questa musica moderna, questa contaminazione. Se non ci fosse Giampaolo, bisognerebbe inventare. Allora, se non ci fosse Giampaolo, i viaggi in macchina sarebbero più noiosi. Date le barzellette ogni tanto propinate. No, vabbè, se non ci fosse Giampaolo sarebbe un casino, sarebbe impossibile. Se non ci fosse stato Giampaolo Nunzio, non lo so. Se non ci fosse stato Giampaolo sarebbe stata una band un po' incolore. Quasi tutte le linee melodiche dei Baddy sono state scritte da lui. A mio parere, ma a nostro parere, lui è veramente uno dei figli più illustri della nostra terra, almeno dal punto di vista musicale. Suona tanti strumenti con una grandissima tecnica e capacità, ma ha anche una creatività non indifferente. Quindi quasi tutte le melodie degli ultimi 15 anni le ha scritte lui. Io do carattere al gruppo suonando i miei strumenti. Sicuramente la mancanza di una zampogna, la mancanza di un organetto, la mancanza di un friscaletto nella musica che facciamo noi si sente, quindi forse i Baddy avrebbero fatto qualcos'altro. Se non ci fosse stato Pierpaolo, i Baddy sarebbero stati più monotoni. Tutti sono tanti strumenti, però il contrabbasso lo suono solo io. Se non ci fosse Pierpaolo, i Baddy sarebbero più alti, meno bassi. Se non ci fosse stato Pierpaolo sarebbe stata una band poco simpatica. Se non ci fosse stato Pierpaolo ci sarebbe stato un po' di vuoto, perché giustamente il basso è una cosa che arricchisce. Quando manca il basso uno non si rende conto, ma quando manca il basso si sente. Se non ci fosse Davide, ci sarebbero state molte meno canzoni. Se non ci fosse stato Davide non sarebbero esistiti i Baddy. Se non ci fosse stato il Davide non ci sarebbe stato niente, perché sarebbe mancato proprio come si dice, la base, come il sale. Per cui quando tu metti, come si dice, metti insieme le cose, ma non hai il materiale su cui lavorare. Se non ci fossi stato io,
forse sarebbero tutti più tranquilli, perché sono un po' rompipalle. Se non ci fosse stato Mimì? Chi? Se non ci fosse stato Mimì, non c'era niente, perché Mimì è come si dice, è quello che dà il senso al progetto, perché noi siamo un gruppo prettamente, cioè, proponiamo prettamente musica cantata, quindi brani cantati, non siamo un gruppo di musica strumentale. Se non ci fosse stato Mimì bisognava trovare un altro cantante. Che chitarrista, scusa. Se non ci fosse stato Mimì sarebbe stata una band... Se all'interno dei Baddi non ci fosse stato Mimì, i Baddi non sarebbero i Baddi, perché la sua voce caratteristica ha creato ha creato questo genere nuovo, questo Sicilian Conventional Folk, questa sua voce calda, profonda, quasi un po' lontana dal folk. multietnica. No, ma se non ci fosse stato Mimì... Ci sarebbe stato... No, non si può dire. È bellissimo questo, è bellissimo.